Giovedì sera a Nuoro, nella biblioteca Satta, è stato presentato il libro di poesie in sardo Fizza de Pastore, edito dalla casa editrice Papiros. L'autrice è Giuseppina Nieddu, una nuorese doc che da tanti anni vive in Toscana, ma non si è mai dimenticata delle sue origini e di tutto il bagaglio di vita che le hanno insegnato i suoi avi, il babbo in primis, un pastore. Un atto di grande amore il suo, e nella dedica ai nostri antenati che ci hanno dato la lingua per imparare ad ascoltare, ad aspettare e ricordare, a pregare, a cantare e a ballare, Giuseppina Nieddu anticipa i temi delle sue poesie. Fizza de Pastore è la sua prima raccolta poetica in sardo, dove i versi più intimi dell'autrice, scritti negli ultimi 20 anni, raccontano un viaggio interiore che vive da figlia di pastore e per questo, come lui, conosce pecore e uccelli, nascite e morti, migrazioni e transumanze. Un viaggio nella memoria attraverso i vicoli di Sant'Upredu e Santa Maria, tra ninnias e balli, con versi che cantano l'attesa e la pazienza, la gioia del canto, il dialogo con i vivi e con i morti, con il creato. Giuseppina Nieddu, con i suoi versi semplici e diretti, dice grazie alla Sardegna, ai pastori, a Nuoro e alla vita. Che